Qual è il ruolo della UIM in questo momento in Brasile, in una situazione politico-istituzionale e economico-sociale così complessa come quella che sta vivendo questo paese del Sud America? Il ruolo è quello dell'esperienza italiana che abbiamo visto in quel tempo delle Mani Pulite e tutti questi risultati. La UIM in Brasile rappresenta i nostri più di 30 milioni di brasiliani di origini, l'informazione che si può fare di una storia recente e questo paragone per arrivare a un risultato democratico, moderno, di solidarietà. Questo è il ruolo della UIM in questa crisi in Brasile. Ecco, concretamente che cosa fa, che cosa sta facendo? Abbiamo perso molti posti di lavoro nella crisi. In questo momento la UIM cerca il ENIT, cerca le nostre organizzazioni qui in Italia per sviluppare un turismo in Brasile, perché come abbiamo tutta quella struttura costruita per questi antenati, si può fomentare un turismo tra gli italiani in Brasile per conoscere tutta questa grandiosità che l'immigrazione italiana ha fatto nella cultura, nella economia, anche nella politica, nella organizzazione sindacale, e abbiamo questa possibilità e la UIM con questa proposta farà la generazione di posti di lavoro, perché il turismo in Brasile non è così grande e importante per l'economia come è qui in Italia. La nostra proposta è sviluppare nuovi posti di lavoro in questa categoria, in questa area dell'economia. In questo senso ci sarebbe un raccordo fra le nuove generazioni di italiani, giovani italiani che vengono in Brasile, e i brasiliani di origine italiana, per sostenere quindi i posti di lavoro, i nuovi posti di lavoro? Sì. Non è un lavoro facile, ma ha bisogno di costruire questo lavoro, perché non si può lasciare una popolazione così grande di più di 30 milioni e che hanno un legame emozionale, culturale, politico con l'Italia, senza un fuoco, senza un ruolo economico. Vedi come gli altri paesi che non hanno questa grandiosità che l'Italia ha costruito all'estero con l'immigrazione, fanno un ruolo economico enorme in Sud America. Abbiamo una grande possibilità. Questo in questi giorni, in questa crisi, in questo momento, in Brasile è il più importante ruolo della UIM, è cercare questo legame economico dell'economia brasiliana e dell'economia italiana nella via del turismo sociale. Lei è un esponente del partito di Forza Sindicale e del SIDNAPI, il sindacato dei pensionati brasiliani, che fa riferimento al partito Forza Sindicale. Ecco, qual è la situazione? Cioè, se i giovani hanno difficoltà a trovare lavoro, qual è la situazione dei pensionati?
sono tutelati abbastanza? Ma la situazione è simile, perché abbiamo fatto un grande seminario internazionale in questi ultimi giorni con la partecipazione di Romano Bellissima e altri esponenti europei, sudamericani, e abbiamo concluso che il nostro nemico comune è il mercato finanziario, non soltanto qui in Italia ma in tutta America Latina, in Brasile, e la situazione è la stessa, perché come lui ha detto, la finanza ha vinto nella politica e la proposta è cominciare a organizzare una struttura sudamericana come abbiamo qui in Europa la FERP, per un confronto tra virgolette in questa nuova struttura economica del mercato, perché soltanto gli italiani o gli europei senza una organizzazione internazionale non abbiamo la possibilità di cambiare questa situazione, e così siamo anche in Italia qui per fare la UIM con il SINDANAPI e con la UILPI questo accordo. Quindi si attendono iniziative concrete anche oltre all'accordo? Avete già individuato delle prime iniziative? Sì, faremo una prima riunione a Montevideo, in Uruguay, insieme alla UILPI, il SINDANAPI e le organizzazioni che abbiamo in Argentina, in Cile, in Paraguay e nel Perù, per cominciare questa organizzazione sudamericana. Orientativamente avete pensato a qualche data più o meno, insomma? Come questo seminario è finito il mese scorso, lavoriamo con la UILPI e con il SINDANAPI in questa settimana per cercare il leadership di questi altri paesi, per cominciare a scegliere l'agenda, insomma la data di questo evento. Bene, si può dire che questa iniziativa è in qualche modo figlia del messaggio venuto qualche anno fa da una riunione a livello di sindacati e di governi dei paesi del Sud America, governi più illuminati, diciamo. In Sud America c'è stato un 3-4 anni fa, mi sembra. Sì, di quei governi che hanno un compromesso con i lavoratori, con i pensionati. Sì, non abbiamo l'arroganza di dire che è un'iniziativa, una scoperta nostra. Questo è un lavoro che altri hanno fatto e la difficoltà è sempre molto grande. Adesso penso che con questa partecipazione che abbiamo fatto nella città brasiliana di Araxá, a Minas Gerais, si comincia una nuova etapa, si dice. Nell'ambito sempre delle iniziative della UIM, ma in questo caso anche del SINDANAPI, come guardate ai problemi dei connazionali italiani in Venezuela e per lo più anche proprio dei connazionali più anziani? Sì, cerchiamo di organizzare una solidarietà, perché lo partito della Confederazione e la maggioranza dei nostri dirigenti di questa organizzazione del SINDANAPI, no?
hanno una grande preoccupazione con la popolazione dei nostri vicini venezuelani, per forza, e si comincia a organizzare con i partiti politici, con i legami che abbiamo anche nell'organizzazione sindacale, perché è una preoccupazione, è una struttura molto debole quella della Venezuela, e non abbiamo una possibilità immediata di un aiuto, ma quello che si può fare è con i partiti politici, perché il nostro è il primo in Brasile che ha una segreteria specifica per i pensionati e gli anziani. È un programma del proprio partito, e la solidarietà, che è il titolo del partito, bisogna esercitarla. Stiamo parlando del partito Solidariedade. Hanno una grande preoccupazione, anche perché è il primo partito in Brasile, forse in Sud America, che ha una segreteria specifica per enfrentare i problemi di tutti gli anziani. Piccola digressione. Solidariedad nasca anche nell'ambito del partito di Lula, il partito dei lavoratori, però nello sviluppo è divenuto critico nei confronti anche dell'ex presidente ora deposta del Brasile. Qual è la posizione in questo momento? In questo momento la posizione non è di un confronto, perché insomma Lula è un sindacalista come noi, abbiamo una grande preoccupazione in tutto quello che in Brasile diventò questa esperienza di un sindacalista. La proposta è quella di continuare un esercizio del potere con le organizzazioni sindacali, come ha fatto Lula. Non siamo quella opposizione che ha fatto il confronto tra centrodestra e centrosinistra. Per noi tutti i lavoratori, tutte le confederazioni bisogna lavorare insieme. Non sia perché lei ha cambiato, come ha detto una volta, ho sentito qui in Italia che parlavano anche del primo ministro, hanno detto così per noi. Lui ha cambiato il DNA, e abbiamo sentito questo di Dilma. Lei ha cambiato perché abbiamo due decreti che in Brasile si chiamano medida provvisoria, del numero 664 e 665, che era una proposta, un confronto con i pensionati, perché non lo so come si dice in italiano, aggiusti fiscali. L'equità fiscale. L'equità fiscale. Nella equità fiscale la prima cosa che Dilma ha fatto era questa contro tassare i pensionati. Ai pensionati. Per questo abbiamo fatto l'opposizione. Non era ideologica nel senso del PT o di Lula, perché lei ha cambiato il DNA, come si dice qui, noi siamo gli stessi, ma lei ha fatto il gioco del mercato, come diceva in Brasile Silvano, che ha vinto in tutto il mondo, e questo per noi è l'inizio di questa opposizione di un grande gruppo di organizzazioni sindacali, perché lei non faceva più la nostra politica, e non sono chiacchiere, discorsi, sono leggere che lei ha portato nell'Assemblea Nazionale Brasiliana. Come ho detto, si chiamano medidas provvisorias. Nei confronti del governo attuale abbiamo problemi nello stesso senso,
perché anche loro dicono la riforma della previdenza sociale, come faceva Dilma. Non abbiamo illusioni, no? Cerchiamo di fidelizzare i nostri diritti e conquistare nuovi diritti. Solidarietà si candiderà come partito di governo per le prossime elezioni? È un partito recente, sai com'è la politica, no? Se può rappresentare un nome, chi lo sa, come ha una possibilità, ma no così, non si cerca. Non c'è una certezza. Ma è possibile perché è una ebollizione, una cosa molto nervosa la politica in una crisi, no? Come Sindenapi, guardate con interesse all'appuntamento di Rio? Anzi, con molto interesse, anche perché non soltanto il Sindenapi, ma la ITAL e la UIME ha una grande sede a Rio de Janeiro e faremo una struttura di reception per tutti gli anziani, i lavoratori e gli italiani che saranno a Rio de Janeiro, che possono cercare il nostro ufficio per qualche problema. La città è molto preparata per l'Olimpiade e la nostra famiglia della ITAL, UIME anche, perché abbiamo una bella sede a Rio e faremo tutto per questi nostri italiani che saranno lì nelle Olimpiadi.